Nei giorni scorsi era intervenuta Chioggia Azzurra sulla questione del Bragosso del museo, in quanto correva voce, che abbiamo appurato fosse infondata, che si intendesse demolirlo. Ieri sul Gazzettino di Venezia un appello da parte di due esperti, Giberto Penzo nell'arte della marineria e Giorgio Boscolo, il Peneo, ultimo piparo, per prestare attenzione e cura allo stesso, già particolare per la sua lunghezza di 12 metri. Ieri la consigliera regionale Erika Baldin del Movimento 5 Stelle ha rivolto alla Regione Veneto un appello proprio per salvare il Bragosso del museo, che da oltre un anno è ricoverato presso il cantiere Cimolin, che sembra, secondo il comunicato diffuso, voglia ora liberarsene. Si tratta, secondo la Baldin, di un patrimonio di valore inestimabile, vanto per la città e una prima immagine per il turista che giungeva a Campomarconi. Baldin ricorda anche la barca da pizzo, anch'essa affondata e ancora in squero dal 2018. La consigliera si è ripromessa di presentare un emendamento in fase di bilancio chiedendo il finanziamento per il restauro e la ricollocazione di entrambe le barche tipiche e di altre che versano nelle stesse condizioni. Chiede la Baldin che la Regione raccolga l'appello degli artigiani più competenti, altrimenti è inutile parlare di salvaguardia delle tradizioni e di recupero dei mestieri legati all'acqua, se poi concretamente non si agisce in proposito anche a fini turistico-culturali. E conclude: se la laguna di Venezia è patrimonio dell'UNESCO, lo deve anche all'aspetto antropologico. Questa barca si trova qui e solo qui. Per sistemare le due imbarcazioni, lo scorso anno il comune di Chioggia aveva stimato un importo di circa 50.000 euro. Aggiungiamo una cosa: è molto bella l'immagine che dà la consigliera parlando del Bragozzo come prima immagine che Chioggia presentava di sé quando galleggiava in Canalvena davanti al museo, ma ricordiamo tutti le condizioni in cui era tenuto, condizioni che hanno portato al suo parziale affondamento. Quindi non basta avere un patrimonio importante, ma serve anche l'attenzione del buon padre di famiglia per preservarlo e la cura e la corretta manutenzione perché non deperisca e vada perduto.